Garda Cinema Film Festival, la prima volta qui a Garda, in questo scenario magnifico di questo borgo incantato. 5 giorni di grande cinema, abbiamo cominciato con martedì una serata di inaugurazione con Fabio Testi e abbiamo proseguito nei giorni scorsi con volti famosissimi di fama nazionale e internazionale. Il bilancio di Garda Cinema 2025 è sicuramente esaltante, direi, perché per la prima volta ci siamo spostati a Garda. Garda ha risposto in maniera straordinaria, riempiendo questa arena di oltre 200 posti quasi tutte le sere, ma anche affollando molto la sala congressi dove si sono svolti i concorsi dei cortometraggi e gli incontri con grandi uomini del cinema italiano come Pupi Avati, Giovanna Mezzogiorno, solo per dirne un paio. Qui sul palco dell'Arena Garda Cinema, nel cortile del municipio di Garda, invece si sono alternati nomi storici del nostro cinema come quelli di Maurizio Nichetti, per dirne uno, ma anche nomi del presente più importante come quello di Edoardo Leo o di Luca Zingaretti. Insomma, è stata davvero un'edizione che ci ha riempito il cuore e ci dà grande speranza per il cinema e per il futuro. Devo dire che siamo molto soddisfatti non solo per la qualità degli ospiti che hanno partecipato a questa prima edizione, ma anche perché abbiamo raccolto dei commenti molto positivi da parte del pubblico che ha partecipato molto numeroso agli eventi e alle serate di questi 4 giorni. Sarà un evento da ripetere anche l'anno prossimo, grazie all'associazione Decima Musa, nella persona di Nica Curro e di Franco D'Assist.